Come ottenere l'indulgenza plenaria? L'indulgenza plenaria permette a ciascun fedele che abbia commesso un peccato e sia stato assolto da un sacerdote di eliminare il proprio debito verso Dio e quindi in caso di morte di andare direttamente in paradiso e quindi evitando le pene del purgatorio. Però è chiaro che ogni qualvolta un fedele ricada nella colpa deve confessarsi, deve cercare di ottenere la soluzione del sacerdote e ripetere ogni volta tutta una serie di pratiche che adesso andremo a vedere per eliminare il debito che ha contratto verso Dio, no? Perché poi ogni volta che si pecca si tende di nuovo ad accumulare il debito verso Dio e quindi queste indulgenze plenarie diciamo che sono necessarie a ciascun fedele fino alla fine dei propri giorni, no? Perché è chiaro che è tipico della natura umana peccare e quindi si ha sempre bisogno di estinguere il debito che si è contratto nei confronti di Dio attraverso la colpa. Quindi vediamo come fare ogni volta che pecchiamo, ci confessiamo e otteniamo la soluzione del sacerdote a cercare di ottenere l'indulgenza plenaria. Queste pratiche sono da ripetere ogni volta che ci si confessa e che si ottiene la soluzione chiaramente da parte del sacerdote. Per ottenere le indulgenze il fedele deve essere battezzato, poiché l'atto di giurisdizione delle indulgenze può essere esercitato solo su chi appartiene al corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Inoltre il fedele non deve essere scomunicato, in quanto se lo fosse non potrebbe partecipare né alle indulgenze né alle pubbliche preghiere della Chiesa. Il fedele deve essere inoltre in stato di grazia, perché il debito della pena temporale si può cancellare dopo la cancellazione della colpa e della pena eterna per mezzo della confessione sacramentale. Il fedele deve essere anche intenzionato ad ottenere l'indulgenza, poiché il beneficio non può essere concesso a chi non lo vuole. Per ottenere l'indulgenza plenaria, come prima cosa, il fedele deve effettuare il totale distacco dal peccato, anche dal peccato veniale. Se manca questa fondamentale condizione di distacco totale dal peccato e manca anche la condizione del sincero pentimento, l'indulgenza non sarà plenaria, bensì parziale. In secondo luogo è necessario confessarsi, ricevere l'assoluzione da parte del sacerdote, fare la comunione, pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e compiere l'atto a cui la Chiesa annette l'indulgenza, come per esempio la visita alle basiliche durante il Giubileo. Allora, le indulgenze sono quelle plenarie, sono di vari tipi. Ci sono le indulgenze plenarie che possono essere ottenute ogni giorno e quindi basta semplicemente confessarsi, ottenere la soluzione, fare quelle pratiche che abbiamo detto prima, quindi la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, fare la comunione, eccetera, eccetera. E ogni giorno, ogni volta che noi ci confessiamo, possiamo ottenere l'indulgenza plenaria attraverso l'adorazione eucaristica, che va fatta per almeno mezz'ora, oppure attraverso la recita o il canto di 2 inni. Uno è l'Akatistos, che è un inno in onore della Vergine Santa, e l'altro è il Paraclisis,
che è un insieme di inni penitenziali. Oppure un altro modo per ottenere l'indulgenza plenaria, sempre dopo l'assoluzione, è la lettura o l'ascolto della Sacra Scrittura per almeno mezz'ora. Poi un altro modo è quello di compiere il pio esercizio della Via Crucis, oppure di dire il rosario. In questo caso, per ottenere l'indulgenza plenaria, è necessario dire tutti e 4 i misteri, quindi dire 4 rosari con i misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Oppure un altro modo è quello di fare visita in forma di pellegrinaggio alle basiliche patriarcali di Roma, anche durante il periodo in cui non è in corso alcun anno giubilare. Poi ci sono le indulgenze plenarie che sono concesse in determinati giorni, ad esempio il 1° gennaio. Il 1° gennaio pochi sanno che è un giorno dedicato a una festa mariana, è la festa della Madre di Dio, però pochi lo sanno. Oppure durante la settimana per l'unità dei cristiani, oppure tutti i venerdì di Quaresima si possono ottenere le indulgenze plenarie, o anche il giovedì santo, oppure il venerdì santo, il sabato santo, oppure il giorno della solennità del corpo e del sangue di Cristo, oppure nel giorno della solennità del Santissimo e Sacratissimo Cuore di Gesù, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, oppure il 2 agosto. Ricordiamo che quel giorno c'è la cosiddetta indulgenza plenaria della Porziuncola o il perdono di Assisi, e quel giorno bisogna visitare una chiesa francescana e bisogna fare la comunione, cercare di ottenere l'assoluzione da parte del sacerdote, dire un credo, un pater, un ave, un gloria secondo le intenzioni del sommo pontefice, e l'indulgenza si può ottenere sia per se stessi, che può essere anche applicata alle anime dei defunti. E poi tutti i giorni che vanno dal 1 all'8 novembre anche può essere ottenuta l'indulgenza plenaria, come anche il giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti, cioè il 2 novembre, e può essere applicata anche ai propri defunti, insomma ai defunti a cui che sono bisognosi di tale indulgenza. Poi l'indulgenza plenaria può essere ottenuta anche il giorno della solennità del Cristo Re, e poi il giorno del 31 dicembre. Ebbene sì, nella notte di San Silvestro è possibile quel giorno, quando si recita il Te Deum, che è praticamente l'atto di ringraziamento con cui la comunità dei fedeli ringrazia il Signore per tutti i benefici concessi durante l'anno che è appena finito. In quel giorno, proprio nella messa in cui si recita o si canta il Te Deum, è possibile ottenere l'indulgenza plenaria. Poi ci sono delle indulgenze plenarie che sono concesse per circostanze particolari, ad esempio con indulgenze plenarie concesse con la benedizione papale, oppure quando ci sono delle celebrazioni giubilari delle ordinazioni, oppure nel caso in cui, nei giorni in cui vengono organizzati indetti dei congressi eucaristici, oppure quando si compiono degli esercizi spirituali, oppure nelle giornate universalmente dedicate a celebrare qualche fine religioso, oppure anche il giorno dell'anniversario del proprio battesimo. Pochi lo sanno che si può ottenere l'indulgenza plenaria, come anche il giorno della consacrazione della famiglia. Oppure ci sono anche praticamente dei giorni in cui si può ottenere l'indulgenza plenaria
come o quelli che vedono l'anniversario della dedicazione della chiesa o dell'altare, che possono avvenire in un determinato giorno, cioè anche nel tempo presente, oppure essere anniversari di dedicazioni compiute nel passato, sempre di chiese o di altari. Poi ci sono i giorni di indulgenza plenaria fissati per una chiesa stazionale, oppure la si può ottenere in punto di morte, oppure nella celebrazione liturgica che tende a celebrare il fondatore di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, oppure si può ottenere nella solennità del titolare di una basilica minore, di una chiesa cattedrale, di un santuario, di una chiesa parrocchiale. L'indulgenza plenaria può anche essere ottenuta nel corso di un pellegrinaggio o nel giorno in cui si compie la prima comunione, si assiste alla prima messa, oppure si partecipa ad una processione eucaristica, quando si compiono delle sacre missioni, un giorno in cui avviene un sinodo diocesano, una volta all'anno in un giorno scelto liberamente, oppure nel corso anche di una visita pastorale. Ricordiamo poi che un giorno in cui si può ottenere l'indulgenza plenaria è la domenica successiva alla domenica di Pasqua, quindi la prima domenica dopo Pasqua, perché Gesù, apparendo a Sor Faustina Kowalska, ha detto che quel giorno deve essere il giorno della misericordia e che tutti coloro che si saranno confessati avranno ottenuto l'assoluzione da parte di un sacerdote e avranno partecipato alla Santa Messa, ricevuto l'Eucaristia e del recitato di un Pater, un Ave e un Gloria e più il credo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, potranno ottenere in quel giorno il perdono totale dei propri peccati, la rimissione di tutte le colpe, di tutte le loro pene e quindi essere ristabiliti nella condizione di grazia davanti al Signore, fermo restando, insomma, fino al momento chiaramente in cui non si commetterà un'altra colpa che poi costringerà a rimettere in atto tutte le pratiche atte proprio ad ottenere tale indulgenza plenaria.